Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, a conclusione di complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica etnea, hanno dato esecuzione nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, Viterbo e Varese, con il supporto dei comandi provinciali nonché del primo gruppo etneo, un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale ha disposto l'applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti, a vario titolo indagati unitamente ad altre 14 persone per associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione dei redditi infedele e fraudolenta mediante l'utilizzo di FOI, nonché indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. Sulla scorta del medesimo provvedimento cautelare, i finanzieri del nucleo di polizia di Catania hanno eseguito il sequestro di 28 società commerciali coinvolte nella frode fiscale, di disponibilità finanziarie di beni immobili ed immobili riconducibili ai principali indagati per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro. Le indagini, svolte mediante attività di intercettazione telefonica ambientale, accertamenti bancari, acquisizioni documentali, escursioni di persone informate sui fatti e servizi di osservazione, hanno portato alla luce, nella fase del procedimento in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con le parti, un diffuso sistema di frodi fiscali realizzato attraverso la creazione di consorzi di imprese che avevano il solo scopo di operare la somministrazione illecita di manodopera a favore delle aziende clienti, celata sotto forma di falsi appalti di servizi. Le investigazioni hanno preso via a seguito dello svolgimento di una serie di controlli fiscali che avrebbero fatto emergere i segnali di un fenomeno illecito organizzato diffuso tra le imprese operanti nel settore turistico alberghiero della Sicilia, della Calabria e del Lazio, dannoso per l'erario a causa della ingente evasione fiscale di imposte dirette, IVA, contributi previdenziali, sia per le aziende che operavano illecitamente sul mercato, meno concorrenziali rispetto a quelle che si sarebbero avvantaggiate della frode, in grado di praticare tariffe più convenienti in virtù dei conseguenti più elevati margini di guadagno. Il meccanismo di frode prevedeva uno schema operativo ricorrente, in primo luogo la costituzione di entità giuridiche sotto forma di consorzi, società consorziate, nel tempo distribuite tra le province di Milano, Firenze, Roma, Catania e Messina, prive di una propria organizzazione e di mezzi, senza l'assunzione di alcun rischio di impresa, aventi di norma un ciclo di vita brevi, durante il quale avrebbero accumulato, senza onorarli, ingenti debiti tributari. Lo scopo sarebbe stato quello di esternalizzare solo in apparenza la forza di lavoro in modo da conseguire diversi vantaggi consistenti per le società clienti a fronte di una riduzione di costi sul lavoro, potendo modulare l'entità della manodopera in base alle esigenze del periodo e risparmiare sugli oneri retributivi, assicurativi, previdenziali e normativi.